È venerdì 16 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Luca Ciliberti. E allora con Luca fra poco leggeremo insieme i quotidiani regionali per cominciare, ma intanto c'è una notizia dell'ultima ora, andiamo a Trapani dove i carabinieri hanno scoperto un giro di corruzione e falsi all'Istituto Autonomo Case Popolari del capoluogo. Tra gli indagati anche Giuseppe Marino, un dipendente proprio dell'OACP ritenuto dagli investigatori il regista che gestiva l'occupazione abusiva degli alloggi popolari. Il compenso in un caso era stato di 5 litri di olio. Le persone che sono indagate al momento sono 13. E adesso le altre notizie, c'è una nuova inchiesta, la condanna di Giovanni Luppino, l'autista del boss Matteo Messina Denaro. La Procura Generale ha chiesto in appello 12 anni di carcere. Esce intanto dal regime del 41 bis il cognato di Messina Denaro, Filippo Guttadauro. Ma sentiamo i particolari. La Procura Generale chiede 12 anni di carcere per Giovanni Luppino, l'autista del boss Matteo Messina Denaro. La richiesta è del sostituto procuratore generale di Palermo Carlo Mazzella. Incensurato commerciante d'olio, Luppino venne arrestato fuori dalla clinica La Maddalena, la struttura sanitaria in cui aveva accompagnato per le sedute di chemioterapia il capomafia da tempo malato di cancro. In primo grado il GUP, riqualificando il reato di associazione mafiosa contestato dai PM in favoreggiamento e procurata in osservanza di pena aggravati, lo aveva condannato a 9 anni e 3 mesi. La Procura Generale ora è tornata a contestare a Luppino l'associazione mafioso e in subordine il concorso esterno in associazione mafiosa come avevano fatto i colleghi del primo grado. Luppino, secondo gli inquirenti, avrebbe anche chiesto soldi per conto del capomafia e con i figli Vincenzo e Antonio, arrestati 2 anni fa, avrebbe curato spostamenti, traslochi e aspetti organizzativi della latitanza del boss. Lascia invece il 41 bis Filippo Guttadauro, fratello del boss Giuseppe e cognato di Matteo Messina Denaro, di cui ha sposato la sorella Rosalia. Nonostante da 10 anni avesse finito di espiare la condanna per associazione mafiosa, continuava a scontare la misura di sicurezza in regime di carcere duro presso la casa lavoro dell'Istituto di Pena di Tolmezzo, perché ritenuto socialmente pericoloso e in grado di riprendere i contatti con Cosa Nostra. Guttadauro, nonostante la fine del cosiddetto ergastolo bianco, però non è stato scarcerato, ma trasferito nel carcere di Oristano, dove dovrà scontare una condanna a 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, un reato commesso ai danni di un agente penitenziario. Partiamo proprio da questa notizia, Luca. Oggi un po' su tutti i giornali, anche perché ricorrono ormai 3 anni dall'arresto di Messina Denaro. Il cognato di Messina Denaro lascia il 41 bis ma resta in carcere, stava scontando l'ergastolo bianco, rimane ristretto ancora per poco. In un'altra vicenda processuale è stata chiesta la condanna di Giovanni Luppino, l'uomo che ha fatto da autista al boss di Castelvetrano. Qui siamo sulla Gazzetta del Sud e racconto un po' la cronaca. Su Repubblica Palermo invece troviamo un po' diciamo un racconto, ecco, che traccia la caccia ai complici del boss Matteo Messina Denaro. Giallo sul ruolo delle nipoti del boss, 3 anni fa l'arresto del boss appunto di Matteo Messina Denaro, indagini sui nomi in codice, quelli trovati nei pizzini della sorella, Parmigiano, Fragolina, revocato appunto, come abbiamo visto, poi il carcere duro a Filippo Guttadauro. Dentro appunto in quest'articolo della Repubblica di Palermo di oggi, insomma, tutti i particolari. Parliamo adesso dell'omicidio avvenuto nelle campagne di Partinico. Per gli investigatori si tratta di un omicidio che era già stato preordinato, una vera e propria esecuzione. Sentiamo i particolari. Emergono nuovi sviluppi dalle prime indagini sull'omicidio dell'allevatore di Partinico nel Palermitano. La vittima conosceva il suo killer e per gli investigatori la scena del crimine parla di una vera e propria esecuzione. Vito La Puma, 73 anni, allevatore di Borgetto, sarebbe stato ucciso alle 11 di ieri mattina con 3 colpi di arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata. L'assassino e l'allevatore, sospettano gli investigatori, ieri avevano un appuntamento nel luogo del delitto, una zona nelle campagne di Partinico al confine con una strada interpoderale. Un luogo isolato che escluderebbe l'incontro casuale. Il cadavere è stato notato da un passante che ha chiamato la polizia. La Puma era a terra a poca distanza dalla strada.
Nella zona non ci sono videocamere né ci sarebbero testimoni. I familiari della vittima, sentiti dalla polizia, non erano al corrente di appuntamenti dell'uomo e non hanno saputo dare indicazioni sul movente del delitto. Alcuni conoscenti dell'allevatore, che ieri era in campagna col suo gregge, hanno riferito di dissidi tra il pastore e i proprietari di alcuni terreni che lamentavano il passaggio degli animali e il danneggiamento delle piante. Gli investigatori della squadra mobile indagano sul passato dell'uomo, che aveva piccoli precedenti per furto, ma non risulterebbe legato ad ambienti mafiosi. Accanto al cadavere, poche tracce e neanche un bossolo, il che farebbe pensare che possa essere stato usato un revolver o che il killer abbia ripulito il luogo prima di allontanarsi. In passato la Puma aveva subito 2 incendi. Anche su questi episodi stanno indagando gli inquirenti. La procura ha disposto l'autopsia. E torniamo a leggere allora i giornali proprio su questo delitto. Stiamo sempre sulla Repubblica di Palermo. Il pastore ucciso a Partinico forse aveva visto troppo. Questa è la prima ipotesi, insomma, che si formula su questo omicidio, che resta un mistero. Nell'attacco del pezzo, l'unica anomalia su cui stanno lavorando gli inquirenti è il passato turbolento di Vitoli Puma, ucciso mercoledì mentre pascolava le sue pecore. Negli anni è stato arrestato e indagato più volte per furto, ricettazione, smaltimento illegale dei rifiuti, invasione di terreno. L'ultima disavventura risale al 2015, ma sono questioni di poco conto. Quindi insomma adesso si insinua l'ipotesi che si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, però può aver visto ciò che non doveva vedere. Quindi insomma questo è il filone che seguono gli investigatori su questo omicidio, che rimane per ora un mistero. Il pastore ucciso nelle campagne di Partinico. Ancora cronaca, perché a Siracusa c'è stata un'altra intimidazione ai commercianti. È stato preso di mira per la seconda volta un locale della Movida proprio ad Ortigia, e per questo motivo è stato convocato oggi in prefettura un nuovo vertice per discutere della sicurezza. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunirà per l'appunto a distanza di pochi giorni. Il silenzio della notte è rotto dall'esplosione di un petardo. Eccoli i danni ad uno dei locali della Movida. Siamo al Foro Italico, per i siracusani, la Marina. Era passata da poco la mezzanotte quando qualcuno ha messo a segno l'ennesima intimidazione in una città sotto shock. Il locale, al momento in chiusura stagionale, è dei titolari del caseificio colpito appena una settimana fa. Ovviamente abbiamo paura oggi, perché non è il primo segnale ma è il secondo. Dalla prima intimidazione nel cuore del mercato storico di Ortigia ad ora sono trascorsi alcuni giorni, ma il perché di tutto ciò non riescono a spiegarselo. Tra le tante cose che stiamo cercando di capire c'è questo, la causa che può portare ad azioni di questo tipo le persone, causa di cui noi non ne siamo a conoscenza. Proprio ieri si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al nostro TG il prefetto Chiara Armeni ha assicurato l'intensificazione dei controlli, ma a quanto pare alla criminalità non fa nessun effetto. Abbiamo già in programma un'iniziativa importante che faremo, è programmata per il 26 gennaio con tutte le associazioni anti-racket della Sicilia che verranno. Comunque non è da escludere che nelle prossime settimane possano arrivare militari anche da fuori provincia. A Siracusa è allarme sicurezza ed anche il ministro dell'Interno Piantedosi ne è a conoscenza. Comunque dicevamo che oggi ci sarà una nuova riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Luca. Andiamo sulla Sicilia, nella pagina di Siracusa, perché appunto la notizia del secondo attentato trova spazio in prima pagina. Bordieri, non pagheremo mai, la solidarietà di politica e città. Secondo attentato in pochi giorni, oggi appunto la riunione in prefettura, un'altra riunione in prefettura. In realtà bisognerebbe prendere delle misure più incisive. 2 attentati in pochi giorni, dopo l'esplosione che devastate il chiosco della Marina, riconducibile sempre a questa famiglia Bordieri. Appunto, come abbiamo sentito anche nel servizio, la famiglia rompe il silenzio dicendo proprio agli estorsori noi non pagheremo mai il pizzo. Adesso vedremo che cosa succederà appunto dalla riunione che è convocata per stamattina in prefettura.
E adesso invece siamo a Catania perché c'è un piano di investimenti da circa 340 milioni di euro per l'aeroporto Fontanarossa e è previsto anche l'ampliamento del Terminal C. A Fontanarossa decolla un piano di investimenti da oltre 340 milioni di euro. A comunicarlo sono l'Ente Nazionale Aviazione Civile SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, che hanno firmato un contratto di programma valido per il periodo 2024-2027, con il quale viene regolata la pianificazione sostenibile degli investimenti infrastrutturali. I finanziamenti confermano un impegno articolato da parte del gestore volto al miglioramento continuo della qualità dei servizi, al rafforzamento della sicurezza operativa, oltre che al contenimento dell'impatto ambientale, in linea con le linee guida ENAC e con gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione Europea. Gli investimenti sono ripartiti prevalentemente tra interventi legati all'incremento dei livelli di servizio, come la valorizzazione degli interventi legati al piano di utilizzo dell'aerostazione e alla riconfigurazione e all'ampliamento del Terminal C. Importanti lavori di miglioramento sismico e non solo, anche per il Terminal A. Soddisfatto il presidente ENAC Pierluigi Di Palma, secondo cui gli investimenti per Fontanarossa garantiscono l'implementazione dei livelli di sicurezza, l'efficientamento energetico e l'adeguamento delle opere realizzate negli scali italiani agli standard europei. Torniamo di nuovo ai quotidiani regionali. Questa notizia la troviamo un po' su tutti i quotidiani nelle pagine dell'economia, perché appunto il contratto firmato da SAC è un contratto di una cifra ingente. Diciamo, si tratta di investimenti diciamo, che facevano parte già di un programma partito nel 2022, però insomma firmato ieri il contratto, diciamo, che impegnerà la spesa fino al 2027. Come abbiamo sentito, si tratta di ampliamenti che miglioreranno la fruizione dell'aerostazione. Dal pezzo appunto possiamo trovare che diciamo, la sottoscrizione segue sia la chiusura positiva dell'iter istruttorio condotto precedentemente dalle strutture tecniche, sia la definizione dei nuovi diritti dell'autorità di regolamentazione dei trasporti. Quindi diciamo, è tutto sommato un aggiornamento alle pratiche, alla legislazione vigente, che però impegna diciamo, milioni di euro per adeguare l'aeroporto ai nuovi sistemi di sicurezza. E siccome poi ci sono delle spese da sostenere, appunto 340 milioni però aiuteranno anche diciamo, a migliorare la fruizione dell'infrastruttura stessa. A questo punto direi di proseguire e andare a vedere diciamo, le altre notizie sui quotidiani. Magari andiamo sul nostro sito, su Sicilia Web, se riusciamo a far vedere la homepage dove viene riportata una notizia molto importante. Luca. Ieri sera c'è stata una sparatoria a Catania, è stata colpita un'auto posteggiata, lo troviamo appunto sul sito. Tra le notizie appunto leggiamo questa, perché insomma vediamo qualche particolare insomma, da questa notizia battuta ieri dalle agenzie. In Via del Passero, siamo in Via del Passero a Catania, curioso che appunto a dare l'allarme sia stato un automobilista che ha trovato il suo parabrezza sfondato e il bossolo dentro la vettura. Poi diciamo, durante le indagini, durante i controlli, sono stati trovati altri 8 bossoli di una pistola calibro 9,21. Insomma, adesso si indaga, giustamente diciamo, il tema è sempre quello dell'utilizzo delle armi, diciamo, del possesso delle armi. Torniamo invece sui quotidiani, andiamo sulla Sicilia. Nella prima pagina di oggi, ieri c'è stata l'inaugurazione diciamo, dell'anno di Gibellina, capitale della cultura contemporanea. C'è stato il ministro, insomma Gibellina è un posto sacro. Qualcuno se ne ricorda insomma, che esiste, almeno in quest'anno sarà certamente celebrata. Poi 2 notizie molto importanti che troviamo in taglio alto. Uno l'abbiamo visto, diciamo, la riunione del Comitato per la sicurezza, l'ordine pubblico a Siracusa dopo i 2 attentati in una settimana ai danni di un commerciante, quindi diciamo, le richieste di pizzo, ma poi diciamo, lo Zen di Palermo resta sempre osservato speciale, l'università sbarca allo Zen, quindi altre iniziative insomma, per avvicinare il quartiere di periferia, il quartiere popolare alla città. Notizie di, diciamo, di taglio internazionale e internazionale sulla Groenlandia, che vedremo più avanti nei quotidiani nazionali, e sulle proteste in Iran. Ieri inaugurazione dell'anno accademico a Messina, ha parlato il governatore della Banca d'Italia Panetta, che insomma rilancia sulla questione istruzione, merito e occupazione. Un paese senza i suoi giovani
giovani non ha più futuro. L'Italia appunto, è questo l'appello del governatore della Banca d'Italia, aumenti la spesa per l'istruzione per una crescita stabile. E qui c'è la foto anche del governatore Panetta, che troveremo anche su altri quotidiani. Restiamo sempre sulla Sicilia, perché oggi insomma troviamo sui giornali la questione dell'iniziativa Liberi di Scegliere, che è un'iniziativa insomma che vuole portare, dare una seconda chance ai figli dei mafiosi o comunque di famiglie implicate nella criminalità, quindi spiragli di luce nel buio, così Liberi di Scegliere, che è l'iniziativa del presidente del Tribunale dei Minori di Catania, Di Bella, arriva in Parlamento, presentata la proposta di legge sul modello Di Bella, quindi insomma ispira in qualche modo una legge antimafia, minori e scuole, arrivare prima può salvare le vite, e queste sono le immagini insomma della presentazione ieri della proposta di legge alla Camera. Poi sono state presentate anche altre storie. Andiamo a vedere ancora, sempre sulla Sicilia, la prima pagina di Palermo e di Catania. Abbiamo visto Siracusa poc'anzi, l'università allo Zen, questa è invece Palermo, con la foto emblematica del quartiere nel degrado. Scienze politiche, la presentazione delle lezioni nel quartiere e il presidio per l'orientamento dei ragazzi. Quindi arriva attività anche allo Sperone, in qualche modo si vuole risvegliare la coscienza del quartiere. Altre notizie da Palermo, Palazzo Reale, aiutami Cristo. Eccoli qua, 6 milioni dalla Giunta per le ristrutturazioni. Poi a Ballarò, restiamo in centro a Palermo, il Consiglio sceglie noti, difesa l'eredità storica del mercato, quindi insomma le coperture, insomma la gestione del mercato stesso. A Catania invece, nella villa dei summit mafiosi sorgerà una colonia per minori. Il Comune ha pubblicato il bando per gestire a titolo gratuito l'immobile. Qui siamo a Vaccarizzo, al villaggio Cielo Azzurro. Il bene ha una superficie di circa 176 metri quadrati, era in condizioni di degrado e abbandono ed è stato oggetto di un intervento di riqualificazione finanziato nell'ambito del PNRR. Quindi, insomma, buona notizia insomma, per recuperare qualche bene a Catania. E poi ancora bandi e fondi, questa volta per San Berillo, San Cristoforo, gli archi di via Sant'Eupleo, l'arte fa bella la città, un bando per colorare con gli street art, come è avvenuto da altre parti di Catania. Insomma, queste zone che rimangono in qualche modo un po' asettiche, molto senza passione, ecco, possiamo dire così, ma pur trovandosi in luoghi di pregio, in questo caso sugli archi di via Sant'Eupleo, ma colorerebbero la periferia insomma un po' degradata spesso. Quindi questi per San Berillo e San Cristoforo si cercano appunto artisti che facciano murales, un po' come è successo nei quartieri di Palermo. Ancora una notizia curiosa, Gamberetti non tracciati, scatta la multa, task force, quindi si controllano ancora i locali, task force coordinata dalla polizia, seguito controlli in 2 ristoranti nella zona della pescheria, quindi l'appello è attenzione ai nostri telespettatori. Andiamo a vedere altri quotidiani. Giornale Sicilia, nella prima pagina, la regione si tratta con l'Unione Europea, 1 miliardo per le imprese, Schifani costituisce una task force per fare pressing su Bruxelles, l'obiettivo è poter aumentare il budget per il sostegno alle aziende e gli incentivi per le assunzioni. Il delitto di Partinico, di cui abbiamo già parlato, 2 killer nelle campagne per il delitto La Puma, il figlio dell'allevatore ucciso ha una condanna definitiva per mafia ed è sfuggito ad un agguato. Poi lo Zen abbiamo visto, gli studenti contro, quindi l'università verso il quartiere. È una foto della Montagna di Sale di Gibellina, l'opera di Palladino, che riporta appunto all'inaugurazione di Gibellina, capitale della cultura contemporanea. Con il ministro Giuli a Gibellina l'arte sconfigge la morte. Questo è il Giornale Sicilia. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. Eccola qua nelle pagine di Messina, c'è una questione che riguarda il ponte, Ciucci e Isi, doppio commissario per far ripartire l'iter del ponte, risposte ai rilievi della Corte dei Conti e supervisione dei progetti ferroviari, il governo per accelerare le procedure che dovranno portare alla nuova delibera del CIPES nomina
gli AD della Stretto di Messina e di RFI. Quindi, insomma, non ci si è rassegnati, diciamo, allo stop all'opera. Abbiamo visto l'inaugurazione dell'università dell'anno accademico a Messina con la rettrice Spatari qui in primo piano, il governatore della Banca d'Italia e uno degli studenti, diciamo, uccisi, uno degli studenti iraniani appunto in Aula Magna, ucciso, vedetelo qua, in rappresentanza, con la sua foto, in rappresentanza della sua presenza. I messaggi chiave nel corpo dell'analisi sulle prospettive di crescita del Paese da parte del governatore della Banca d'Italia, che sottolinea come bisogna investire in istruzione. E ancora troviamo l'iniziativa Liberi di Scegliere, che sarà legge nazionale, proposta bipartisan sul protocollo nato a Reggio da parte del Presidente del Tribunale dei Minori di Catania. Vediamo ancora la Repubblica di Palermo nella prima pagina, periferie, tempi di recupero, il riferimento è sempre allo Zen, la Galla allo Zen fa un appello ai genitori, il Consiglio vara la delibera sul mercato di Ballarò, l'amministrazione comunale cerca di colmare i ritardi in vista della campagna elettorale. La politica. Pace tra Schifani e Salvini, sul porto è stato scongelato il ricorso sulla nomina di Annalisa Tardino, era una frizione, diciamo, tra i due partiti, i due leader di partito. Insomma, adesso torna la pace, insomma, ritirato il ricorso da parte di Schifani. E poi un bel caso che farà certamente discutere, che mette in pagina Repubblica: i bimbi dell'oratorio disturbano, è stata condannata la parrocchia. Troppi schiamazzi di bambini e ragazzini intenti a inseguire una palla nell'atrio dell'oratorio. Il giudice condanna la parrocchia a risarcire, pensate, 45.000 euro ai condomini che non sopportano i rumori a tutte le ore del giorno e della notte. Siamo nella chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù in via Parlatore, con i proprietari degli appartamenti che si affacciano sull'oratorio e che diciamo, si lamentano ormai da anni. Vedremo cosa succederà, chi verrà incontro, a quale santo si appellerà appunto questa parrocchia. Grazie Luca, fra poco torniamo da te per vedere invece le prime pagine, non solo gli approfondimenti anche sui quotidiani nazionali, ma intanto diamo un'occhiata al traffico, alla viabilità. A Catania siamo sulla circonvallazione all'altezza del Tondo Gioieni, come possiamo osservare e anche da casa potete vedere tranquillamente. Al momento chiaramente il traffico è assai congestionato in entrambe le direzioni. Adesso andiamo a via Vincenzo Giuffrida. Qui la situazione, vediamo, le auto sono ferme ai semafori, però mi pare di poter dire che come ogni giorno a quest'ora c'è molto traffico, tante le auto che si riversano sulle strade cittadine. Possiamo vedere anche un'altra parte, la parte bassa, forse non l'abbiamo vista, la circonvallazione di Catania, eccola qui, e vedete proprio qui si può chiaramente vedere come effettivamente ci sia molto traffico questa mattina in città. Quella che abbiamo visto prima, anzi che non abbiamo visto, era l'Etna, perché ci sono tantissime nuvole che ci impediscono praticamente di poter vedere lo spettacolo dell'Etna. E vediamo se da Taormina la situazione è identica, pressoché identica. Anche qui si intravede un po' di neve proprio alle pendici dell'Etna, ma stamattina il cielo è particolarmente nuvoloso, segno che il meteo, le condizioni meteo stanno cambiando. E allora ci fermiamo, facciamo una breve sosta e poi torneremo insieme per la rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Bentornati a Buongiorno Sicilia, è il momento di leggere i quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. Sì, grazie Angelo. Allora, oggi troveremo molto ovviamente politica internazionale, fatti internazionali, dalle questioni che riguardano l'America, con l'America del Sud, tutto quello che è successo in queste settimane in Venezuela, ma anche le questioni che riguardano Gaza, le questioni che riguardano l'Iran, con le manifestazioni e la repressione a Teheran, le questioni che riguardano il garante per la privacy,
privacy, finito sotto inchiesta, lo stesso che diciamo era stato accusato dalla trasmissione Report. E poi sui quotidiani nazionali troveremo alcune notizie di cronaca che riguardano due ragazze fondamentalmente, una che si è suicidata, l'altra insomma che è stata diciamo che ha avuto giustizia dopo 30 anni diciamo dal suo omicidio, Nadia Cella. Allora cominciamo a leggere il Corriere della Sera. Nella prima pagina, eccola qua, la mettiamo ben visibile per i nostri telespettatori, l'accusa di Trump a Zelensky, è lui che ostacola la pace, dice il presidente americano, mentre Mattarella, che interviene ancora una volta sulle questioni internazionali, parla dell'Iran e dice che occulta lo sterminio dei manifestanti. Questo diciamo è il racconto di prima pagina. Troviamo di spalla anche la questione che riguarda la Banca d'Italia e Panetta, che diciamo, ieri ha parlato a Messina, più laureati e pagati meglio, se l'Italia vuole stare al passo con il cambiamento questa è la strada da seguire, lo dice appunto Panetta. Pensate, un laureato tedesco guadagna l'80% in più di un italiano, queste sono le cifre che inchiodano il nostro paese. Dicevamo del garante della privacy, spese, rimborsi e multe, il garante della privacy indagato per corruzione, perquisizione al nucleo di polizia economica e finanziaria delle Fiamme Gialle nella sede del garante, indagati il presidente Stanzione e altri membri del collegio. Peculato e corruzione sono i reati ipotizzati. C'è sul Corriere un'intervista a Dell'Orco, il compagno di Giorgio Armani, diciamo, che racconta un po' gli ultimi giorni dello stilista italiano scomparso qualche mese fa. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece la prima pagina di Repubblica, privacy, lo scandalo del garante, corruzione e spese pazze. Questo è un attacco insomma, diretto al governo, inchieste della Procura di Roma sul presidente Stanzione, l'intero collegio, la lente dei PM sulla multa annullata a Meta e le mancate sanzioni a ITA. Questa è la foto di Nadia Cella, come vedete ne avevamo parlato poc'anzi, omicidio Nadia Cella, arriva la condanna dopo 30 anni, quindi un omicidio diciamo di 30 anni fa, alla fine diciamo, si è indagato e la colpevole sarebbe la rivale in amore, diciamo, scoperta 30 anni dopo. Aiuti a Kiev, si spacca la Lega, in aula molti assenti e 2 contrari nel voto sull'Ucraina, Crosetto c'è chi si vergogna, attenzione alla maggioranza sugli aiuti all'Ucraina, la risoluzione passa in Parlamento ma la Lega si divide, il ministro della difesa dice qualcuno appunto si vergogna, io mi sentirei orgoglioso invece di aiutare e di mandare aiuti a Kiev. In realtà questo è un tema che spacca tutto il Parlamento. Anche qui troviamo l'allarme di Panetta, più istruzione per la crescita in Italia. Andiamo sulla Stampa, prima pagina, la Groenlandia e l'apertura del quotidiano di Torino, soldati in Groenlandia no di Meloni, armi all'Ucraina, c'è il sì del Parlamento, invece ma la Lega si divide e qui insomma sulla missione in Groenlandia si spaccano anche diciamo, le opinioni pubbliche dei governi. Missione europea sull'isola, già sbarcati soldati francesi, attenti i tedeschi. L'Unione Europea punta a coinvolgere tutta la NATO, ma l'Italia, come abbiamo visto, si smarca. Questa foto riguarda invece le forze diciamo, federali negli Stati Uniti, l'ICE, che insomma sono diventati oggetto di critica in questi giorni dopo l'omicidio della donna, della manifestante anti-migranti. Velocemente andiamo a vedere altri quotidiani, vediamo appunto i quotidiani economici, il Sole 24 Ore, con l'allarme di Panetta, investire di più sull'istruzione, la leva decisiva per la crescita, ieri appunto a Messina, quindi nel giornale di Confindustria. Per il Milano Finanza invece parla dell'attacco alla Fed che non piace al gestore di PIMCO, che sono fondi obbligazionari, mentre andiamo invece su qualche altro quotidiano, il Giornale, che avete visto l'attacco al garante della privacy, viene letto in maniera totalmente diversa appunto dal Giornale. L'aiutino a Rannucci, indagano il garante e la sinistra non vede le prove su De Rao. Dopo la puntata di Report, blitz della Guardia di Finanza, ma Bellavia, Striano e compagni, diciamo è tutti contro tutti, appunto l'accusa a Ranucci e Report di manovrare in qualche modo le indagini.
Vediamo Libero che apre sulle sicurezze in città, i criminali esultano, la sinistra dice no, dal governo norme più dure su rapine, maranze e migranti. Ieri è stato varato il decreto sicurezza, nuovo decreto sicurezza e repressione di Stato. L'Onate si schiera col ragazzo che ha coltellato il ladro rom. Poi c'è ancora qua al centro, vedete, questi sono i protagonisti della strage di Clan Montannà. Gli svizzeri non si fidano dei loro giudici. Nordio, occhio alla prescrizione, il Papa, Dio perché? Insomma, un po' di racconto, insomma, di questa strage diciamo, nella vicenda giudiziaria. Nadia Cella, vedete, dopo 30 anni c'è una colpevole, l'omicidio è avvenuto a Chiavari appunto 30 anni fa, la rivale in amore, Anna Cecere, finisce diciamo, tra i responsabili. Vediamo il Fatto Quotidiano, ieri c'è stato il referendum sulla questione del referendum sulla giustizia, quindi la riforma della giustizia. Il popolo del no batte in 25 giorni la censura TV, 500.000 firme nel buio, e poi la questione diciamo, delle armi, destre nervose divise dopo le adesioni boom, la Lega farà campagna con il proprio simbolo, quindi in Parlamento arriva diciamo, dal Parlamento i primi segnali d'allarme che si riversano poi sulla questione del referendum. Questo è il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere invece il Manifesto. In guardia, qui si parla di sicurezza e degrado, questa è la stazione Termini di Roma, stazioni ferroviarie al centro della stretta securitaria del governo. A Roma Termini esibizione di forza con un centinaio di agenti e un magro bottino, mentre il governo vara il nuovo pacchetto contro migranti e dissenso. L'Italia è condannata per la violenza mortale ai carabinieri. Il Manifesto, vediamo l'ultimo titolo, che è quello dell'Unità, eccolo qua, sempre un quotidiano diciamo, di sinistra. Oggi scendiamo in piazza con i nostri fratelli dell'Iran, alle 16 in Campidoglio la manifestazione è pro manifestanti, pro ribelli di Teheran, e poi la San Vincenzo delle armi, la supercazzola di Crosetto, insomma l'informativa su Kiev, tutto quello che abbiamo visto, insomma raccontato insomma, con il taglio del quotidiano L'Unità. A te Angelo. Grazie Luca, più avanti saremo di nuovo da te. Per adesso ci fermiamo ancora e poi subito dopo insieme a noi il primo ospite della mattinata parleremo del Giubileo Agatino. Siamo diciamo ormai prossimi ai festeggiamenti agatini, è già iniziato praticamente, il Giubileo si è aperto qualche giorno fa, cercheremo di capire quali sono le nuove tappe e che cosa significa questo Giubileo per la città di Catania. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato adesso parliamo del Giubileo Agatino e lo facciamo con padre Pasquale Munzone, buongiorno. Buongiorno. Che è il rettore Sant'Agata al carcere e anche il cerimoniere arcivescovile. Poi ci spiega cosa significa cerimoniere arcivescovile, ma intanto parliamo del Giubileo Agatino che si è aperto di fatto domenica scorsa. Sì. Che cos'è il Giubileo Agatino? Intanto ecco, noi abbiamo vissuto già un giubileo, quello ordinario della Chiesa Universale, che Papa Francesco di venerata memoria ha voluto che fosse incentrato sulla speranza, no? E non abbiamo diciamo, concluso un giubileo, ma ne abbiamo iniziato un altro nella Chiesa particolare, nella Chiesa di Catania, il Giubileo Agatino, che abbiamo appunto iniziato lo scorso 11 gennaio. Giubileo ci riporta alla parola Giobel, no? Che nell'Antico Testamento era questo strumento, questo corno di montone che veniva suonato per dare inizio a questo anno particolare. È un anno particolare e per noi è un anno particolare perché ricordiamo appunto i 900 anni della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Quindi un momento storico per Catania, ma anche la possibilità, perché il Giubileo è questo, cioè la possibilità di poter percorrere un cammino di rinnovamento spirituale. Padre Munzone, abbiamo detto che è iniziato l'11, si è aperto questo Giubileo Agatino, che quest'anno diciamo, accompagnerà
tutti i fedeli devoti di Sant'Agata proprio ai festeggiamenti agatini, e per questo ci sono tantissime iniziative che coinvolgono le scuole, che coinvolgono anche i quartieri. Stamattina ad esempio ci sarà il velo di Sant'Agata in una delle scuole di Catania alla Pestalozzi. Sì, è una attenzione che vuole sottolineare il fatto che mi viene in mente quella espressione che è utilizzata a Piazza dei Martiri, dove c'è l'area disabili quando passa Sant'Agata, c'è scritto Sant'Agata non è per molti ma per tutti, per ricordare appunto che Sant'Agata appartiene alla Chiesa di Catania intera, e quindi dai bambini agli adulti, agli anziani, agli ammalati, ai carcerati, ecco, per tutti. Perché questa appartenenza? Perché c'è un'appartenenza di fede, un'appartenenza che dà stimolo a quello che deve essere poi il nostro vivere cristiano quotidianamente. E quindi ecco perché quest'anno diciamo giubilare ancora di più si rimarca l'attenzione ai giovani. È un percorso che è iniziato ora ma che continua fino ad agosto, anche perché questa peregrinazio un po' abbraccerà tutta la diocesi. A proposito di peregrinazio, perché abbiamo detto il velo è alla scuola Pestalozzi, ma oggi, sempre nella giornata di oggi, le reliquie di Sant'Agata poi avranno altre due tappe. Sì, perché si vuole incentrare questo pellegrinaggio, questo cammino su quelle che sono le realtà delle comunità, mettendo anche insieme le comunità. Quindi in questi giorni nella città soprattutto, ecco, la reliquia arriva in una comunità, si accoglie, si fa un percorso, un pellegrinaggio giubilare e si arriva in un'altra comunità, parrocchia, dove si celebra l'Eucarestia. Noi stiamo vedendo delle immagini, fra le altre cose. Sì, infatti. E quindi questo pellegrinaggio, questa peregrinazio appunto abbraccerà tutta la città e tutti i paesi, 25 comuni dell'arcidiocesi, perché vuole essere proprio un segno per sottolineare Sant'Agata non è soltanto il 3, 4 e 5 febbraio, ma è tutto l'anno, no? Quindi un cammino pastorale, come ha voluto sottolineare il nostro arcivescovo nella lettera pastorale appunto sui passi di Sant'Agata. È un cammino pastorale insieme a Sant'Agata per imparare da questa giovane cristiana battezzata quello che significa veramente vivere il Vangelo oggi. Ma diciamo che c'è un modo di allargare anche la prospettiva della festa, che, come diceva lei, non è soltanto il rito, ma c'è l'educazione, c'è l'ascolto, c'è la presenza nei luoghi della vita quotidiana proprio di Sant'Agata. Esattamente, quindi questa attenzione ai giovani, ecco perché si cerca di valorizzare al meglio la visita delle reliquie nelle scuole, ma anche quello che vivremo il 9, 10 e 11 febbraio con l'ostensione di Sant'Agata per le scuole, quindi le scuole e anche per l'università, perché ci sia veramente questa attenzione oggi a chi ha bisogno di un particolare incoraggiamento nella vita cristiana, nella vita quotidiana. Dinanzi a tante situazioni in cui viviamo, e anche questo a volte queste situazioni che si creano delle baby gang, oppure di altre situazioni in cui i ragazzi sono veramente lasciati a una forma di emarginazione sociale. Oggi veramente è necessario rimarcare l'importanza di un rispetto, di una fraternità che nasce da quello che è il nostro essere cristiano, da quello che è la nostra vita da discepoli di Cristo, così come ha fatto Agata. Non voglio metterla in difficoltà, ma prima abbiamo letto una notizia su Repubblica Palermo che una parrocchia è stata multata per 45.000 euro perché i ragazzi dell'oratorio facevano schiamazzi giocando a calcio. Allora, voglio dire, il problema
è stata condannata fra le altre cose dal tribunale. Voglio dire, ci lamentiamo che c'è troppa violenza per le strade, che si formano le baby gang, che si va in giro armati, e poi i ragazzi che vanno, che inseguono una palla nel cortile dell'oratorio, gli viene proibito a questo punto di poterlo fare. Insomma, non la voglio mettere in difficoltà, però mi sembra veramente che stona un po' questa decisione. Torniamo a Sant'Agata, perché lei è il rettore di Sant'Agata al Carcere, Sì. e Sant'Agata al Carcere è uno snodo, diciamo, decisivo, uno dei luoghi diciamo, più importanti del martirio di Sant'Agata. Diciamo che sono il rettore del trittico agatino, quindi di Sant'Agata alla Fornace, Sant'Agata al Carcere e Sant'Agata alla Vetere. E quindi praticamente... Quindi diciamo abbraccio quello che sono i luoghi che la tradizione ci ha consegnato del martirio di Sant'Agata. E quindi la Fornace come l'ultimo del martirio, poi il Carcere che mi piace definire come è il luogo che ha generato Agata alla vita eterna nel martirio, e poi la Vetere è il luogo dove, ecco, la tradizione ci ha consegnato questo sepolcro dove, ecco, Agata è stata deposta. Il Carcere è il cuore, possiamo dire, no? della devozione. Tanti fedeli, tanti pellegrini vengono a Sant'Agata al Carcere, entrare in quel luogo, poter veramente percepire questo senso veramente di una testimonianza che non si è limitata soltanto a testimoniare il Vangelo con la parola, ma l'ha fatto con la vita, con il suo esempio, con il coraggio di una fede a Cristo che l'ha portata appunto a dare la sua vita. E questo ci dà incoraggiamento, perché dinanzi a quello che veramente è la realtà che ci circonda, l'indifferenza, la scristianizzazione, oggi veramente questo ci dà incoraggiamento per dire che oggi Sant'Agata ci parla, quindi non è una testimonianza dei primi secoli, ma è oggi che ci parla e ci dice che non bisogna mollare dinanzi alle difficoltà. È una memoria viva. Una memoria attuale, viva, sì. Di grande attualità. Siamo quasi per salutarci. Prima le chiedevo all'inizio, cerimoniere arcivescovile, ci spiega questo? Diciamo che è colui che si occupa di avere un po' la regia delle celebrazioni che presiede l'arcivescovo, quindi organizzare le celebrazioni che presiede l'arcivescovo sia in cattedrale che anche nella diocesi. E chiaramente è un servizio che non si può realizzare da soli, ma c'è anche un'equipe in questo senso, e quindi cerchiamo di rendere quante più ordinate e belle le celebrazioni, perché quello che a noi interessa poi è veramente la partecipazione dei fedeli, quindi quello che è il senso appunto di un entrare dentro il mistero che si celebra. Immagino che in questi giorni di lavoro ce ne sarà tanto, ne sono tanti, perché appunto. Stiamo preparando ai festeggiamenti Agatini 2026, che sono proprio quelli legati al Giubileo Agatino. Come sempre vi racconteremo sulle nostre reti, su Antenna Sicilia, su Telecolor, la festa minuto per minuto. Grazie per essere stato questa mattina con noi a Padre Pasquale Munzone, che abbiamo detto è rettore non solo di Sant'Agata al Carcere, ma Sant'Agata alla Vetere, anche Sant'Agata alla Fornace, e cerimoniere arcivescovile. Una buona giornata, grazie. Buon lavoro. Ci fermiamo, una breve sosta e fra poco cambiamo argomento, parleremo di altro. Stamattina faremo conoscere quali sono i comuni virtuosi della nostra regione a proposito di plastic, come riescono a liberarsi della plastica. Quindi sono 20 comuni in Sicilia che vanno veramente alla grande, speriamo ce ne possano essere tanti altri, ma lo faremo con un esperto. Tutto questo fra pochissimo.
Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì contesto molto nuvoloso al nord e sull'alto versante tirrenico, con delle precipitazioni che nella seconda parte del giorno interesseranno anche le due isole maggiori. Diamo uno sguardo dunque in Sicilia, dove inizialmente prevarrà il sole e il contesto sarà stabile. Come possiamo notare, poi avremo dei fenomeni nella seconda parte del giorno sul versante meridionale e versante ionico, con sconfinamenti alle aree interne. Il clima sarà piuttosto mite, con temperature massime che specie sulle coste arriveranno a toccare anche i 16-17 gradi, dove la ventilazione sarà anche piuttosto sostenuta. Diamo uno sguardo per quanto riguarda la giornata di sabato, dove abbiamo prevalenza di sole su tutta l'isola, ma con qualche locale goccia di pioggia che interesserà il versante ionico. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, si toccheranno ancora i 17 gradi sulle coste e qualche grado in meno nell'entroterra. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Bene, allora come anticipato adesso cambiamo argomento, siamo adesso collegati con Fabio Pipitone, buongiorno e ben trovato, è il referente regionale di Plastic Free Sicilia. Abbiamo detto prima che la Sicilia è tra le regioni più attive in questo percorso di liberazione, mi passi il termine, dalla plastica, e per il 2026 ci sono ben 20 comuni, 20 amministrazioni comunali che hanno ricevuto una segnalazione, una menzione, sono entrate in questo elenco che è importante, che viene stilato diciamo ogni anno. Ci spiega intanto come si fa ad essere diciamo inclusi in questo elenco, quali sono le caratteristiche delle amministrazioni, e quindi in queste amministrazioni ci sono dei cittadini virtuosi, immaginiamo, perché se l'amministrazione viene indicata, viene inserita tra i comuni plastic free, significa evidentemente che anche i cittadini collaborano, e sono, devo dire, in tutte le parti della Sicilia questi comuni. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Sì, diciamo che quando un comune raggiunge questa tipologia di traguardo, la collaborazione deve essere a 360 gradi. Le amministrazioni ovviamente fanno da capolino per arrivare a questo traguardo, perché chi gestisce un comune è l'amministrazione, ma chi vive il comune è il cittadino, e se il cittadino non collabora, come hai ben detto, c'è ben poco da fare. I comuni che raggiungono questo premio, intanto sono molto contento, perché in questi 4-5 anni di premiazioni la Sicilia è cresciuta in maniera quasi esponenziale, quindi siamo molto contenti. Quest'anno arriviamo addirittura a 20 comuni, siamo la seconda regione in Italia, la prima ne ha 24, è l'Abruzzo se non sbaglio. E niente, praticamente le amministrazioni dei comuni collaborano in che modo? Ovviamente il cittadino si impegna a rispettare quelle che sono le regole della raccolta differenziata, perché uno dei punti da raggiungere è appunto la percentuale di raccolta differenziata, ma anche l'avere il senso civico di tenere il comune come se fosse casa propria. Quindi evitare di inquinare, evitare quel gesto storico che hanno sempre avuto un po' tutti, quello di finire qualcosa, prenderla e buttarla, come se diciamo il pavimento o la pavimentazione generica del comune, che sia un'aiuola o che sia una strada o che sia un marciapiede, fosse anche un cestino della spazzatura, ecco. Il gesto più usuale è quello della cicca della sigaretta. Che è il rifiuto che troviamo maggiormente, purtroppo, diciamo in circolazione. Purtroppo. Ai comuni ogni anno viene fornita una lista di criteri da rispettare, e noi la forniamo all'incirca verso aprile, e loro hanno tempo fino a novembre, con alcune deroghe per chi magari ha raggiunto quasi tutti i punti e gliene manca qualcuno. Diamo ancora una settimana, 10 giorni di tempo dopo la scadenza, per aiutarli proprio a raggiungere questo premio, perché noi ci teniamo che più comuni possibili raggiungano il premio, ma devono esserci questi criteri. Ogni anno alziamo sempre un po' l'asticella, perché abbiamo sempre più affluenza di comuni che provano
a raggiungere questo obiettivo, e parlo anche e soprattutto a livello Italia, non solo Sicilia. Scusami Quindi Fabio. abbiamo all'incirca... Sì, vedo in questa, diciamo, nell'elenco dei comuni che sono stati inseriti in questa lista, sono 20, abbiamo detto, riguardano tutte le 9 province siciliane. In testa c'è Messina, che ha 5 comuni virtuosi, e sono Casalvecchio Sicolo, Furcisicolo, Mandanaci, chiedo scusa, poi Roccalumera e Santa Teresa di Riva. Questi sono i comuni, diciamo, i comuni del Messinese sono 5. Allora, voi consegnate che cosa come riconoscimento, poi come simbolo di Allora, noi invitiamo le amministrazioni e i rispettivi referenti provinciali e comunali dei comuni che vanno a premio, perché comunque è, come stavo dicendo prima, è un lavoro fatto in concomitanza. I referenti seguono passo passo la candidatura del comune e lo traghettano verso la candidatura, quindi è proprio una simbiosi lavorativa tra noi e loro. E questo ci ha aiutato a stringere una maglia molto stretta, cioè molto forte e ramificata con le amministrazioni. Allora, noi consegniamo la tartaruga d'oro, che è un simbolo, diciamo, plastic free che il comune può esporre, e l'attestato. Poi in questi anni la Regione Sicilia autonomamente e indipendentemente da Plastic Free ha deciso di dedicare, se così si può dire, una parte di quello che è il contributo europeo che viene offerto a quei comuni che si distinguono per l'ambiente. Una volta era diciamo focalizzato più sulla bandiera blu, non so se conoscete un po' le dinamiche di queste cose. Ok, quest'anno, per farvi capire come è andata avanti la premiazione, quest'anno il premio Plastic Free è il secondo a budget. Cosa significa? Chi raggiunge, loro hanno un budget standard che sono per esempio 400.000 euro per la bandiera blu, da dividere nei comuni che raggiungono la bandiera blu. Quest'anno il premio Plastic Free ha raggiunto 300.000 euro, che verrà diviso per i comuni che andranno a premio. È uno stimolo importante da questo punto di vista anche... Assolutamente sì, assolutamente sì. È la parte di contributo che sta dando la Regione. E permettimi di dire anche che aver conseguito questo riconoscimento non è un punto d'arrivo, ma deve essere uno stimolo a migliorare i comuni che sono chiaramente già virtuosi, ma deve spingere anche gli altri comuni a seguire questi esempi virtuosi. Ma io credo che i numeri parlano per noi, perché negli anni lo dimostra l'affluenza, oltre ai comuni che arrivano a premio. Molti comuni, i giorni dopo la premiazione, ci chiamano per dirci ma anch'io voglio portare il mio comune a premio, che sia il sindaco, che sia qualcuno dell'amministrazione delegato da lui a fare questa chiamata. E questo ci dimostra che, cioè, il giorno dopo non si sa se vanno a premio o meno, se viene data una somma in denaro o meno, anche perché la Sicilia è l'unica regione che lo dà. Quindi non penso sia solo per i soldi. Però questa affluenza c'è, noi la vediamo, soprattutto nelle candidature. E c'è un momento in cui, diciamo, in maniera ufficiale arriva questo premio? C'è una manifestazione? Come ti dicevo prima, invitiamo i comuni alla premiazione con annessa amministrazione, c'è un momento in cui vengono chiamati sul palco, ritirano il premio. Quest'anno saremo il 14 marzo a Roma, al Teatro Olimpico, e faremo, diciamo, una vera e propria cerimonia di presentazione e premiazione. Ma oltre a essere un momento di premiazione, presentazione, tutto quello che diciamo concerne il momento, è un'occasione importantissima, perché abbiamo notato che avviene un confronto tra i sindaci. Questa cosa può essere scontata, ma
che probabilità aveva il sindaco di un piccolo comune remoto di sedersi a fianco al sindaco del comune di Milano, esporgli i problemi e magari il sindaco del comune di Milano dirgli: guarda, ci prendiamo un caffè dopo nella pausa e ne parliamo, e magari poi arrivano ad una soluzione, perché un comune più grande ha già affrontato il problema che un comune più piccolo sta affrontando, ovviamente in maniera diversa, perché con le dovute come proporzioni, sai, diciamo con le dovute, esatto, con le dovute proporzioni i problemi si adattano. Senti, prima di salutarci, chiedo scusa, ti volevo chiedere quali sono diciamo, gli oggetti in plastica che maggiormente sono presenti nelle nostre città, nei nostri comuni, nelle nostre diciamo, guarda, anche nelle nostre vie di plastica. Bottigliette di plastica, contenitori. Ultimamente nelle spiagge, nelle zone costiere troviamo molta attrezzatura da pesca che magari a volte rimane impigliata e quindi sono costretti a tagliare e lasciare lì sul luogo. Poi con le maree arrivano sulle coste, ma devo dire che comunque l'associazione pescatori sta molto vicina a questo tema, quindi anche lì abbiamo notato una grande riduzione. Però ci sono. Tutto quello che è imballaggio plastica e contenitori liquidi in plastica li troviamo costantemente. Nel centro città trovi più quello che è legato al cibo, diciamo, quindi la bottiglietta di plastica o il contenitore di plastica che conteneva un determinato cibo, che potrebbe anche venire dal fast food. La gente, come dicevamo prima, lo lascia sulla panchina, lo lascia per terra dopo aver finito di mangiare, lo lascia al parco vicino alla panchina. Insomma, gesti che stiamo cercando di cambiare. Grazie allora a Fabio Pipitone, che è il referente regionale di Plastic Free Sicilia. Abbiamo detto dei 20 comuni virtuosi della nostra regione. In bocca al lupo per queste iniziative. Adesso ci fermiamo, fra poco invece andremo ancora, buongiorno, andremo a Ragusa, vi sveleremo assieme alla nostra Veronica Barbarino, che vedo già sui monitor di servizio. Facciamo anche vedere a voi cos'è Enjoy Barocco. Va bene, grazie anche al tuo ospite, a fra pochissimo. Allora, di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, è il momento di collegarci, l'avete già vista prima della pausa sui nostri monitor, la nostra Veronica Barbarino, buongiorno. Con lei buongiorno a tutti. Sì, c'è Salvatore Occhipinti, che è il direttore GAL Terra Barocca e anche coordinatore del progetto Enjoy Barocco. Buongiorno. Allora, a Veronica e al suo ospite intanto il compito di spiegarci che cos'è questa iniziativa che riguarda il brand del sud-est siciliano. Ecco, sì, diciamo intanto che cos'è Enjoy Barocco. È un progetto di promozione turistica presentata come un'unica destinazione per quanto riguarda 5 comuni che si mettono insieme appunto per questo sotto il nome di Enjoy Barocco. Questi comuni sono Ragusa, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina e Ispica. Nasce nel 2020 Enjoy Barocco dal GAL, che il GAL che cos'è? Il gruppo di azione locale. Qual è l'esigenza di far nascere Enjoy Barocco? Allora, l'esigenza di far nascere Enjoy Barocco è quella intanto di organizzare la destinazione turistica, di organizzare il turismo nel nostro territorio, nel territorio del GAL, perché noi possiamo agire solo sul territorio del GAL. E siamo partiti appunto dal basso, ascoltando i cittadini, ascoltando le strutture ricettive, ascoltando gli enti pubblici, capendo appunto cosa serviva per il turismo. Come GAL ci siamo occupati di costruire la destinazione, l'abbiamo costruita a livello scientifico, quindi con delle basi e dei pilastri solidi, che ci servono poi per cedere tutto al privato, al pubblico, dove man mano si vanno a portare anche le esperienze appunto private per migliorare i servizi, per migliorare la promozione, per lavorare insieme, perché effettivamente noi vediamo i confini comunali, i turisti questi confini comunali non li vedono, quindi non vedono la differenza tra Ragusa, Modica e Scicli. Anche perché si muovono da un comune all'altro, quindi perché non invece
unirsi e fare la forza. E quindi abbiamo fatto questo, ci siamo riuniti anche in tempo di Covid, 150 operatori turistici che hanno discusso tramite un brainstorming, quindi con una progettazione appunto partecipata, che ci ha permesso appunto di creare un master plan. Questo master plan di sviluppo turistico che trovate anche sul nostro appunto portale, nel portale del GAL, ci ha permesso poi di decidere, vedere cosa dovevamo, quali infrastrutture, quali servizi, quale comunicazione si doveva fare, e noi come GAL, avendo delle risorse appunto regionali, abbiamo investito queste risorse per realizzare uno su tutti i centri di accoglienza turistica che trovate a Marcheggi e Balocco in tutti e 5 i comuni. Tutti i comuni membri hanno a disposizione degli strumenti per promuovere ovviamente questa destinazione unica, e l'intelligenza artificiale ne fa da padrona, come ad esempio strumenti come software, vi raccontiamo questo molto divertente, che riguarda le recensioni per migliorare le performance. Sì, in un ultimo progetto, proprio l'ultimissimo progetto che abbiamo fatto, abbiamo visto, dico che siamo nel 2026, abbiamo inserito l'intelligenza artificiale, abbiamo l'osservatorio per lo sviluppo locale nostro, si è dotato di un software che poi ha messo a disposizione sia dell'ente pubblico ma anche dei privati che sono accreditati appunto ad Enjoy Balocco, che studia con l'intelligenza artificiale le recensioni di Booking, di TripAdvisor, quindi di tutti, per andare a vedere la reputazione della destinazione turistica. Quindi molto importante appunto la reputazione, cosa pensano appunto della nostra area. Questo ci permette anche di andare a vedere dove poter agire, cosa migliorare. Invece proprio per i privati, quindi per le strutture alberghiere, hanno la possibilità con questo studio appunto delle recensioni anche di andare a vedere i prezzi giornata per giornata, e quindi possono adeguare anche le loro offerte a quello che ha il mercato attuale. Questo per noi è molto importante come GAL, avendo l'osservatorio per lo sviluppo turistico, abbiamo l'osservatorio per lo sviluppo locale, quindi anche agroalimentare, ma per il turismo ci permette di capire quali sono o dei colli di bottiglia che non ci permettono appunto di avere un flusso costante, ma anche appunto di andare a vedere dove poter agire. Noi abbiamo ogni tanto, spesso abbiamo delle risorse che possiamo utilizzare in alcune direzioni. Abbiamo visto per esempio la mobilità, sulla mobilità sostenibile, abbiamo visto che c'era un'esigenza di mobilità perché al momento nel nostro territorio non siamo messi molto bene, quindi abbiamo fatto un bando per i comuni dove abbiamo fornito bus elettrici, golf car, biciclette, quindi in tutti i comuni. Oggi in estate da noi si potrà prendere la bicicletta a Marina di Ragusa, lasciarla a Marina di Modica o a San Pieri senza alcun problema, perché è un territorio che viene visto unico. Dalla regia ci sono anche delle immagini, se volete vedere un po' quello che... Adesso le vediamo le immagini, chiediamo alla regia di mandarle in onda, però in questo momento non siamo in grado di vederle, però volevo dire che è stata firmata questa intesa tra con il Libero Consorzio e con la Camera di Commercio per allargare il territorio, quindi non solo i 5 comuni di cui stiamo parlando adesso, ma la proiezione è che tutti e 12 i comuni possano partecipare a questo vostro progetto. Sì, allora noi naturalmente abbiamo costruito tutto sui 5 comuni, poi a fine agosto siamo andati a fare una visita studio in Trentino, e lì è stata, almeno anche per me, credo anche per gli altri partecipanti, una bella svolta, perché siamo andati a vedere dal vivo come hanno costruito loro, come lavorano loro. Naturalmente siamo anni luce distanti da loro, però abbiamo visto appunto che i privati hanno grande forza e il pubblico mette le risorse, i privati mettono le risorse, ciascuno sa cosa deve fare, quindi ciascuno ha un compito, ci sono professionalità, finanziano solo grandi eventi e non piccoli eventi, e abbiamo visto un po' tutta l'organizzazione. Quindi, avendo raggiunto anche noi come GAL, abbiamo finito la programmazione e quindi automaticamente dovevamo tirare le somme. Tirando le somme abbiamo costruito tantissimi strumenti, e quindi avevamo l'esigenza adesso di trasferire queste buone prassi anche agli altri comuni, perché rimanere 5 comuni
era debilitante secondo noi, no? Perché abbiamo un territorio vasto, se viene il turista e deve venire a dormire non deve essere un mordi e fuggi, ma deve rimanere nella nostra provincia, nel sud-est, io direi del sud-est, quindi non ci poniamo limiti al territorio. Grande ringraziamento va alla provincia, alla Camera di Commercio, ai sindaci che hanno seguito questa strada tracciata, che è quello appunto di stare insieme, di lavorare con una comunicazione unica e di lavorare in sinergia tutti insieme ai privati. Quindi ora il prossimo step sarà quello di andare a costituire un soggetto giuridico misto pubblico-privato, un po' come il GAL, per gestire la destinazione turistica. Veronica, abbiamo un minuto prima di salutarci. Ci sono anche altre curiosità che vogliamo raccontare? Sì, un'altra curiosità sicuramente è quella che il turista, attraverso l'intelligenza artificiale, sempre messa gratuitamente a servizio da Enjoy Barocco, può organizzare, a seconda della sua esigenza, il suo tour all'interno di Enjoy Barocco. In che maniera? Sì, noi se il turista va sul nostro portale o nei centri di accoglienza appunto turistica dove abbiamo dei totem, c'è un chatbot, quindi di intelligenza artificiale all'interno, dove si può chiedere ho un'ora di tempo, mi piace il vino, mi piace passeggiare, cosa posso fare? E l'intelligenza artificiale, che non va all'esterno, quindi dal nostro portale, ma rimane all'interno del portale, naturalmente consiglia il percorso appunto più opportuno. Grazie allora alla nostra questo. Veronica Barbarino, al suo ospite. Stamattina con noi Salvatore Occhipinti, il direttore del Grazie a GAL, voi. Terra Barocca e coordinatore del progetto Enjoy Barocco. A presto, una buona giornata. Grazie a voi. Adesso invece, lo vedo già, c'è l'oroscopo di Marco Amato. Eccoci allora, buongiorno a Marco Amato, ben trovato, è il momento del fine settimana tanto atteso. Che cosa ci riservano le stelle per questo weekend? Caro Angelo, buongiorno e ben ritrovato. Ebbene, un weekend abbastanza complesso, seppure il cielo rimane relativamente pulito di aspetti. Ecco che la Luna che fa un po' da padrona in questo weekend un po' importante, un weekend che vede una buona energia venerdì per i segni di fuoco, poi passa in terra e culmina con gli Aria, perché Luna e Venere giocano un po' a fare le originali dal regno dell'Acquario. Allora, vediamo un po' segno per segno come andrà questo weekend. Ariete, per voi venerdì sarà una giornata ancora piena di energia, e almeno fino alle 6, fino al primo pomeriggio darete il massimo di voi stessi, mentre invece poi la Luna passa in Capricorno, quindi il sabato probabilmente ci sono delle aspettative, un programma che probabilmente non può essere rispettato. La domenica vi compensa e come, con tutta una serie di amici e aspettative che vengono infine compensate. Anche l'amore si fa molto presente. Toro, per voi la giornata tutto il sabato e la domenica, anche se poi paventerete un lunedì e quindi si ricomincia, ma sicuramente affetti, famiglia e benessere sono dominanti, proprio perché la Luna stabilisce un magico trigono che sviluppa anche la presenza di tanti affetti e passioni intorno a voi. Gemelli, venerdì è una giornata ancora un po' da Luna in opposizione, quindi con un qualcosa da fare che vi impegna, che vi stanca, che vi stressa. Spariscono poi le emozioni, tutte da recuperare, tutte da sondare, e forse da chiedersi se un'attrazione o un sentimento possano essere o meno la strada giusta. È un weekend per voi un po' riflessivo, meditativo, come se vedesse le cose da lontano. Cancro, essendo la Luna a reggere un po' tutto questo weekend, siete protagonisti di 3 giorni assolutamente molto frizzanti, molto importanti, da Luna però in opposizione, quindi forse vi sentirete nelle condizioni di dover rincorrere qualcuno, qualcosa.
Leone, per voi venerdì è una splendida performance, sabato sarete un po' scarichi, tenderete a riposare, la domenica invece è qualcosa che vi rifocilla, vi motiva e soprattutto vi dà modo di organizzare una giornata sorprendente alla quale forse state lavorando da un po'. Si rivedono persone del cuore, in amore c'è ripresa. Vergine, ecco uno dei segni zodiacali più favoriti in amore, questo è un weekend di passione, di spensieratezza. La Vergine, che è sempre un po' metodica e cervellotica, non sempre lascia spazio ai sentimenti, mentre invece questo weekend sarete leggeri e liberi d'amare. Bilancia, è un weekend con una luna di quadratura in Capricorno, quindi hurry up Bilancia, dovete un po' pianificare il tempo libero che avete, utilizzatelo un po' per fare dei programmi d'agenda, qualche telefonata che non riuscite a fare in settimana, ma in ogni caso l'amore sembra dare segni di risalita. Scorpione, in questo weekend siete assolutamente protagonisti in termini sociali, uscite, vedete persone, protagonisti un po' e anche un po' piaccioni, e soprattutto quella sensazione di esservi svestiti finalmente da quella cappa un po' pesante che vi opprimeva. Sagittario, la luna ancora venerdì è nei vostri gradi e tende a essere molto spumeggiante, mentre invece domenica si farà un po' più concreta, più oggettiva, come se il vostro sguardo avesse bisogno di captare ciò che non va intorno a voi. Capricorno, protagonisti anche voi in questo weekend, visto che la luna sarà nei vostri gradi assieme a Mercurio, Sole, Marte e Venere, che tende un po' a protendere per l'Acquario. Questo weekend per voi è un po' magico, godetevelo tutto, perché sarà la prova finalmente che siete felici in amore nella vostra vita e i progetti vanno bene. Acquario, a proposito di progetti, è un weekend di ispirazione, è un weekend in cui anche i sentimenti possono essere associati ai progetti, al lavoro, ai sogni, per cui fate tutto un po' un melting pot di tutto e decidete di vivere a 360 gradi. L'Acquario non ne perde una questo weekend. Pesci, per voi è un weekend molto confortevole, proprio perché la luna vi rassicura su programmi e progetti futuri, pianifica, stabilizza e vi rende assolutamente forti in amore. Bisogno di riposo per i pesci e anche di vedere amici. E detto questo, auguro a tutti uno splendido weekend. Ciao Angelo, ci vediamo la settimana prossima sotto gli auspici delle stelle. Buon weekend siciliano. Grazie a Marco Amato, buon weekend anche a te, e adesso noi vediamo quali sono gli appuntamenti più importanti di questo fine settimana in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. Venerdì 16 gennaio non perdetevi il Made in Italy, che arriva al Cineteatro di Villa Abate in provincia di Palermo. Il meglio della musica italiana, uno spettacolo gratuito fino a esaurimento posti, in cui ascoltare i brani più celebri della musica italiana. Festeggiamenti a Gatini con il coro lirico siciliano, sabato 17 gennaio alle 21. La monumentale chiesa del Carmine di Catania ospita Apocalisse di bellezza, il respiro del creato, un concerto che unisce idealmente figure distanti nei secoli, ma congiunte da una medesima attenzione verso l'assoluto. Domenica 18 gennaio, al Polo Culturale di Sant'Agata di Battiati, in provincia di Catania, Nicola Costa interpreta Morte di un giudice, l'omaggio a Rocco Chinnici, in scena al Teatro Gilberto Idonia dalle 19. Il 17 e il 18 gennaio, la splendida cornice Liberty della dimora storica catanese Villa Ardizzone a Catania ospita la 7ª edizione dell'evento Vintage e Second Hand, 10 armadi Winter Edition, un weekend all'insegna del riciclo e del riutilizzo. Max Gazzè porta sul palco di Gibellina, in provincia di Trapani, Musica e Loci, il progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali. L'artista è in concerto venerdì 16 gennaio in piazza 15 gennaio 1968, con appuntamento dalle ore 21 a ingresso gratuito.
Sabato 17 gennaio alle 22:30 il weekend del pop funk di Palermo si arricchisce di una presenza sonora pensata per accompagnare la notte. Tra chiacchiere ed ottimi drink, a firmare il sound della serata sono i Black Rascal. Questo fine settimana non perdetevi la mostra Croma di Francesco Algeri a Messina alla Galleria di Comunità, al caffè letterario Voltapagina. L'artista interviene sulla materia sensibile con bagni chimici e gesti istintivi, disintegrando l'immagine verità per dare vita a paesaggi immaginari. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. E prima di salutarci torniamo da Luca Ciliberti per chiudere con le notizie dei giornali. Con qualche curiosità, insomma, in chiusura vi facciamo vedere intanto questa notizia, facciamo vedere tutte e due, così, insomma, siccome noi ci piangiamo sempre addosso per la nostra sanità, qui siamo a Senigallia, ecco, guardate, un malato di tumore lasciato a terra per ore, nemmeno sulla barella, proprio su un cartone, quindi insomma una sanità che fa acqua da tutte le parti. Però la notizia curiosa, insomma, è sotto. Un astronauta, stiamo parlando della stazione spaziale, un astronauta si sente male, quindi la missione rientra con ammaraggio nel Pacifico, quindi un ritorno in emergenza sulla Terra, povero astronauta. Però la cosa particolare qual è? Che, come sottolinea l'articolo, è la prima volta in 25 anni di storia della stazione spaziale che una missione viene chiusa in anticipo per ragioni mediche. Quindi, insomma, siccome ci sono degli umani su questa stazione, diciamo, bisogna fare fronte anche alle esigenze dell'umano. E poi io ritornerei anche su questa notizia che abbiamo dato durante la rassegna stampa, che fa veramente sorridere. Qui si è aperto già un dibattito, l'ha aperto Repubblica, le grida, le pallonate, insomma il gioco del calcio all'oratorio, diciamo, mentre la maggior parte dei ragazzini sono fermi e imbambolati sul loro telefonino e sui tablet, e qui insomma si accusa e si fa pagare al parroco 45.000 euro per le pallonate e per il baccano, diciamo, nel campo dell'oratorio. I volontari dicono i bambini giocano e quindi il gioco non può essere vietato. Vediamo come finirà questa storia che arriva tutta da Palermo. Grazie a Luca Ciliberti, ci fermiamo qui per questa settimana con Buongiorno Sicilia, l'appuntamento a lunedì. Vi lascio chiaramente ai programmi della rete, l'augurio a tutti voi di una buona giornata.